Stefano, ti faccio vedere una cosa interessante. Allora, questo è l'ufficio degli anni 30, 20-30, nel quale puoi vedere il ritratto di mio trisnonno, che è Giovanni Maria Brazzale, nato nel 1837, il quale, al Monte di Calvene, il quale ha, come suo papà e suo nonno, fatto sempre lo stesso mestiere, cioè commercio di burro, soprattutto che era il prodotto più prezioso, ma anche poi di formaggi, dalle montagne asiaghesi delle Malghe, delle Casere, dell'Altopiano di Asiago, elaborato, lavorato e confezionato al Monte di Calvene e poi venduto in tutti i mercati della pianura. Giovanni Maria Brazzale compra nel 1898, scende dal Monte di Calvene con un sacchetto di marenghi d'oro che costituiscono risparmio di generazioni e generazioni, sacrifici, lavoro, certo, commerci, e acquista questa fattoria a Zanè. Lui da in cima al monte vedeva qual era il posto più adatto, no? A nord di Thiene e molto vicino a Thiene, dove già era arrivata la ferrovia e dove il mercato, sai, era dal 1400 un mercato franco molto importante, ed era il centro veneto dei formaggi. Mantiene la sua casetta al Monte di Calvene perché dice: se per caso gli affari va male, torniamo indietro dove che siamo meglio. E questa è la cartina del 1896 che era stata usata da mio trisnonno Giovanni Maria Brazzale e che teneva fra i propri documenti, era una mappa della zona di Thiene e di Zanè. Il figlio di Giovanni Maria è Valentino, un uomo molto buono, che sposa una magnabosco di Cesuna. Andando verso le Malghe del Monte Verena, dell'Altopiano di Asiago, lui passa dal Monte di Calvene attraverso il Monte Cavalletto, poi passa per Cesuna, incontra da Magnaboschi. C'era questa famiglia che aveva 4 figlie, una più bella dell'altra, 4 belle cimbre, e lui, con la scusa di farsi prestare una caliera, riesce a contattare, ad entrare nelle grazie di questa famiglia e sposa questa donna che è stata importante nella nostra famiglia, perché qui vige il matriarcato come un po' tutto il Veneto, e questa è la nonna Pierina. Come vedi dalla posizione anche sopra il caminetto, era lei che comandava, il suo marito era in una posizione secondaria. Questo è un ritratto giovanile. Questa invece è una indulgenza plenaria totalitaria per i prossimi 7 generazioni, vale molto di più di un tombale fiscale concessa da Pio XII. Questi sono i dipinti di Giorgio Scalco che mostrano l'Altopiano di Asiago, per cui quello che i nostri antenati avevano sempre negli occhi quando attraversavano l'altopiano per andare ad acquistare il burro e soprattutto il burro di formaggi nelle decine, centinaia di casere di produzione di formaggio che c'erano sull'altopiano. Chi ebbe l'intuizione di cominciare a sviluppare la produzione casearia a livello industriale come adesso è arrivata? Per quanto riguarda il burro, il mio trisnonno, ovviamente con i figli, per cui col figlio Valentino e con i 5 figli maschi tra cui uno era il nonno Piero e lo zio Giovanni, iniziarono già subito dopo la Prima Guerra Mondiale, qui a Zanè, era la posizione ideale, e svilupparono il primo burrificio industriale. Cosa significava industriale? Che aveva delle celle frigorifere per lo stoccaggio del frigo, non le aveva nemmeno l'ospedale di Thiene allora, tant'è vero che gli ospedali portavano qui alcuni prodotti, alcune medicine e farmaci per farsi conservare, e oltre alle celle frigorifere avevano anche le macchine di confezionamento. Questa era la differenza fondamentale tra un artigiano e un'industria. Industria che già negli anni 30 aveva i propri depositi a Roma, aveva i propri depositi in Istria, che allora era italiana, e che già aveva per il burro, che era il prodotto principe del lattiero caseario, aveva sviluppato una dimensione nazionale. Lui capì che si poteva partire da lì, ma arrivavate comunque sempre lì da monte, no? Sì. È rimasto questo legame con la vostra terra d'origine? Un legame strettissimo, non solo perché in famiglia con il Monte di Calvene c'è sempre stata una preferenza assoluta, tant'è che molti dei nostri dipendenti e collaboratori venivano proprio dalla zona di Calvene e dalle aree limitrofe, perché avevano sempre la preferenza rispetto a qualsiasi altro nel cuore, non solo per questo, ma anche perché diciamo che la tradizione casearia
che gravita attorno all'Altopiano di Asiago e a Thiene come centro commerciale, è la più importante del Veneto e una delle più prestigiose d'Italia. Cos'è rimasto di quello spirito originario? La nostra, più che un'azienda, è un clan, è cioè un gruppo di una grande famiglia allargata di cui fanno parte un po' tutti, sia i proprietari pro tempore sia i collaboratori, che ha come obiettivo quello di continuare la propria attività facendo sempre il meglio, entrando sempre di più nelle grazie del consumatore, lavorando sempre bene e soprattutto anche stando a passo con i tempi, perché se non si sta al passo con i tempi, certo, come hanno sempre fatto i nostri vecchi, si chiude, si muore, cioè, ci si estingue chiaramente, no? Quali sono i valori che lei e la sua famiglia sentite di aver ereditato dalle vostre origini? Beh, forse proprio questi, a parte il fatto un fortissimo legame con i propri collaboratori, un fortissimo rispetto del consumatore, un senso di serietà assoluta, poi anche un rigore all'interno della famiglia, anche per quello che riguarda l'educazione e la disciplina all'interno della famiglia, l'impegno dei figli, di tutta la famiglia. Tutti noi siamo contemporaneamente proprietari appunto pro tempore, ma anche lavoriamo tutti in azienda. Ma direi la cosa più importante forse che ci hanno trasmesso i nostri antenati, anche i recenti antenati, è quella di non essere mai contenti, cioè di continuare ogni giorno a capire cosa si può fare di nuovo e di meglio per fare bene. Quando il mio trisnonno si mosse dal Monte di Calvene e fece questo acquisto di questa fattoria a Zanè, fece una cosa che nessuno di noi potrà mai ripetere in termini di rischio, in termini di visione e anche di fiducia, no, nel futuro. Certo. Noi, per la nostra parte, abbiamo interpretato i nostri tempi, per quello che riguarda la nostra generazione, che è come minimo l'ottava, diciamo, però in realtà ce ne sono molte di più precedentemente. Il concetto di filiera ecosostenibile, così come l'avete concepito e messo in pratica, è figlio più o meno consapevolmente di questa cultura che arriva da così lontano? Beh, senz'altro. Il motivo è semplicissimo. Noi dobbiamo fare burro e formaggio, in particolare formaggio grana, che abbiamo iniziato a produrre subito dopo la seconda guerra mondiale, dove nessuno lo conosceva nel Veneto, nessuno faceva formaggio grana, nessuno lo conosceva, pensavano fosse formaggio fatto con le patate. E invece un'altra generazione, cioè quella di mio nonno e di mio zio Giovanni, ebbe l'idea di costruire il primo caseificio da grana. Nel 1954 fondarono il Consorzio del Grana Padano assieme ad altri colleghi della zona lombarda e noi nel 2000 abbiamo fatto una cosa analoga, cioè anche noi siamo andati in cerca di aree dove si poteva trovare la materia prima migliore per fare un prodotto ancora migliore, certo, e abbiamo scelto la Moravia, che era il cuore dell'impero asburgico, che nel frattempo si era liberato dalle catene del socialismo. In termini di dipendenti di fatturato, mi può dire com'è strutturato oggi Brazzale? Quali sono i numeri? Sì, abbiamo circa 700 dipendenti in tutto il mondo, diciamo complessivamente, e come fatturato dovremmo quest'anno sfiorare i 200 milioni, siamo probabilmente 190 milioni di fatturato circa. Cosa si sente di poter dire non soltanto al popolo dei consumatori, ma anche a chi vuole fare impresa, dal lato di questa esperienza così longeva e così anche ricca di prospettive, da quello che mi pare di capire? Beh, ai consumatori direi che non hanno mai mangiato bene così. Non è mai stato l'alimentazione, gli alimenti non sono mai stati così sicuri, non sono mai stati così tanti nella possibilità di scelta, perciò è un bel momento da questo punto di vista, no? E la tecnologia aiuta molto. Ai colleghi imprenditori mi sento di dire semplicemente che non ci sono mai stati dei tempi belli così, perché si può fare impresa ovunque, e l'imprenditore, attenzione, non è chi fa il formaggio bene, perché a fare il formaggio bene ci pensa il casaro. L'imprenditore è colui che mette assieme i fattori produttivi in modo intelligente per ottenere un risultato migliore. E il primo fattore produttivo è la localizzazione. Dove faccio questa cosa, che dipende molto dal territorio? Scelgo il migliore territorio per farla. I nostri bisnonni, i nostri antenati avevano la fortuna di un grande serbatoio, quello era l'Altopiano di Asiago, che all'epoca era quasi illimitato come disponibilità. Noi abbiamo
cercato e scelto delle aree che fossero altrettanto straordinarie in una chiave moderna, e siamo felici di aver trovato in Moravia un serbatoio stupendo e con un popolo meraviglioso. Qual è la frontiera evolutiva di questo settore, questo carbonio zero? Che cos'è? Beh, carbonio zero è una cosa che siamo riusciti a fare ed è estremamente difficile, cioè noi dal 2000 abbiamo sviluppato un modello per il quale riusciamo a compensare tutte le emissioni delle nostre industrie, delle nostre attività, della produzione casearia, riusciamo a compensarle con una innovazione profonda fatta nelle nostre aziende agricole, cioè specialmente nella nostra azienda brasiliana abbiamo piantato 1,5 milioni di alberi circa, i quali contribuiscono ad un innalzamento del potenziale di cattura di anidride carbonica, o se vogliamo di produzione di ossigeno, tale che ci permette, rispetto alla situazione precedente, di calcolare come tutte le emissioni dell'industria vengono compensate da queste nuove sviluppo vegetale che cattura più carbonio, per cui il CO2 prodotto dalle industrie viene completamente compensato. Possiamo dire che i prodotti sono a carbonio zero. Come avete ravvisato questa esigenza per poi metterla anche in pratica, immagino anche con un certo sforzo economico? Allora, la nostra generazione ovviamente sente quello che è nell'aria, nei tempi, no? E noi abbiamo sempre avuto con i miei fratelli l'obiettivo di realizzare nuove filiere produttive, cioè più efficienti, più al passo con i tempi, meno impattanti, e questo è possibile farlo utilizzando nuove tecnologie. È logico, bisogna farlo dove le risorse ambientali anche lo permettono. Nel caso nostro abbiamo sviluppato in Brasile la piantagione di 1,5 milioni circa di alberi, di nuova piantagione, per creare questa simbiosi tra pascolo e allevamento e bosco, che dà un altissimo livello di assorbimento di carbonio. Per farlo, sì, è vero, ci vogliono importanti investimenti, ma soprattutto ci vuole una cultura imprenditoriale aperta al mondo. L'ambiente è uno solo, l'atmosfera è una sola. I confini nazionali sono quelli che servono alle lobby per tutelare i propri interessi, ma il consumatore sa, se ha sensibilità ecologica, che l'interesse nazionale è in conflitto, è in contraddizione con gli interessi ecologici, perché l'ecologia richiede che le cose vadano fatte nell'ambiente più adatto a farle, per cui nell'ambiente in cui l'impiego di risorse è il più basso, il più efficiente. Vi viene riconosciuto questo sforzo? Senz'altro, viene riconosciuto dal mercato, come è stato con la filiera ecosostenibile Gran Moravia, con il water footprint. Gran Moravia è il primo prodotto al mondo a calcolare l'impronta idrica, cioè quanta acqua si utilizza nel processo produttivo, con dei risultati da record, perché è allocato in un'area molto adatta alla produzione di latte. E comunque il mercato è molto sensibile a questo. Poi ovviamente il consumatore sta cambiando, non solo sta cambiando il consumatore, ma ricordiamoci che ogni anno solo in Italia decedono 600.000 persone e ne nascono 450.000, cioè c'è un cambiamento nel consumatore, proprio c'è un cambiamento di consumatori che ogni anno equivale a circa 500.000 di nuovi consumatori. I nuovi consumatori oggi chiedono cose che necessitano questa apertura al mondo, questa apertura a nuove combinazioni imprenditoriali. Così riusciamo a dare prodotti più buoni, più convenienti perché sono più efficienti, ma soprattutto prodotti che hanno un impatto ambientale molto più basso e che contribuiscono alla soluzione di problemi ambientali che grazie a Dio lo sviluppo ha creato, ma che grazie a Dio lo sviluppo è in grado anche di rimediare.